Pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro adorarti. Possiamo alzarci in piedi? Non lasciatemi in piedi da solo, per piacere. E ancora stanno arrivando persone, ma noi possiamo cominciare il nostro adorarti al nostro Dio. Dai un abbraccio alla persona vicino a te. Falli sentire un po' di calore, dille: io e te siamo uno in Cristo e siamo qua per adorare insieme oggi al nostro Dio. Digli che la grazia e la pace del Signore siano sulla tua vita, sulla tua famiglia, che le migliori benedizioni di Dio siano sulla tua casa. Amen. Amen. Oggi è una serata di festa, dopo avremo, come possiamo vedere, avremo un momento gioioso, festoso per festeggiare il compleanno della nostra pastora. Dico nostra perché è anche mia pastora, no? Più di vostra è mia pastora ogni giorno della mia vita. Facciamo adesso il momento degli auguri. Amen. Chiudiamo i nostri occhi, facciamo una preghiera al Signore, chiedendo che lo Spirito Santo non solo sia tra di noi, perché Lui già è tra di noi, ma chiedendo che lo Spirito Santo si possa manifestare oggi in mezzo a noi, che possiamo vedere e sentire il suo agire in mezzo a noi, che attraverso le lodi, attraverso le preghiere, attraverso i momenti profetici, attraverso la predicazione, lo Spirito Santo possa agire nella nostra vita e agire con potenza. Amen. Padre, nel nome di Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata, Signore, che Tu hai messo davanti a noi, Padre. Sappiamo che non ci hai portato qua per caso, sappiamo che ogni anima che oggi è entrata o entrerà da quella porta, ogni anima che seguirà questo adorarti attraverso la live, non è qua per caso. Sappiamo che Tu ci hai condotto qua per darci parole di vita eterna. Per questo, Dio, io ti chiedo che il Tuo Spirito possa essere qua presente in mezzo a noi e agire tra di noi e dentro di noi. In cambio, Signore, noi siamo qua per adorare il Tuo nome. Per questo ricevi ogni nostra lode, ogni nostra adorazione, il meglio che ognuno di noi oggi ha da offrirti. Apri, Signore, i nostri cuori affinché ognuno di noi Ti possa lodare con la sua anima, in spirito e verità, sapendo che la Tua gloria sta già venendo versata su ognuno di noi. Nel nome di Gesù, benedici questo culto. Amen. Alleluia, facciamo un applauso grande al Signore. Alleluia. Così cominciate a agitare le vostre braccia, perché questo è il momento di ballare alla presenza del Signore. Amen? Quindi balliamo tutti insieme. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore in ogni tempo. Loda il Signore. Lodo nei monti e nella valle, e quando ho fiducia o se dubbi ho, ti lodo da solo ogni moltitudine, perché la mia lode distrugge le potestà. Insieme! Finché io respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia. Ed io grido, loda il Signore, anima mia. Se io ti sento, voglio adorarti. Se non ti sento, Se non ti sento, ti lodo, non mi lascerà. perché Gesù è qui. La lode è una arma
è più che un sogno, è il grido che le muraglie distruggerà. Insieme. Finché io respiro, io continuerò. Loda il Signore, anima mia, ed io grido loda il Signore, anima mia. Non fermerò, mio Dio vivo è, niente ci separerà. Loda il Signore, anima mia. Oh, Alleluia. oh, oh. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come La Chiesa te. dichiara. Perché tu regni, sovrano sei, hai vinto la morte, l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro, non c'è nessuno come te. Loda il Signore, anima mia, ed io grido loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia, ed io grido loda il Signore, anima mia. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Non mi fermerò, il Dio vivo è, niente ci separerà. Oh! Loda il Signore, anima mia. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, loda il Signore. Tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, loda il Signore, loda il Signore. tu che respiri, Tu che respiri, loda il Signore, loda il Signore, in ogni tempo, in ogni tempo, Loda il Signore. loda il Signore. Alleluia. Alleluia. Tu hai visto il tuo vicino cantare? Tu hai visto il tuo vicino cantare? Hanno cantato alto? Ah, penso che dobbiamo cantare ancora un pochino, non è vero? Perché tu regni, sovrano sei. Cristo fedele, Cristo fedele, sei verità, ti adoro. Perché tu regni, perché tu regni, sovrano, sei. hai vinto. Cristo fedele, Cristo fedele, sei, verità, ti adoro. non c'è Di nuovo, perché tu regni, perché tu regni, sovrano sei, hai vinto, la morte l'hai fatto per me. Cristo fedele, sei verità, ti adoro. adoro, non c'è nessuno come te. Loda il Signore, anima mia. Ed io grido Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. ed io grido Loda
loda il Signore, tu che respiri, loda il Signore, in ogni tempo, Vogliamo sentire solo la loda il chiesa. Signore. In ogni tempo. Loda il Signore! Alleluia! Alleluia! Glória a Dio, glória a Dio. Come tu stai? Come stai tu oggi? Nella casa del Signore c'è gioia, c'è allegria, non so la tua settimana come è andata, ma noi quando entriamo dentro questa casa, con questo luogo, noi dobbiamo dichiarare: Signore, io sono venuta qua con un unico obiettivo, che è adorare il tuo nome, e gioire e adorare al Signore insieme a miei fratelli. Quindi tu sei invitato ad adorare il Signore. Non so qual è il desiderio della tua anima, ma la nostra anima deve desiderare la presenza del Signore. Nostra anima deve desiderare sentire questa presenza. La nostra anima deve desiderare stare ai piedi del Signore. Forse tu non sai cosa stai cercando, ma quando troverai la fonte di acqua viva, vedrai che non potrai più vivere senza. Gesù qui questa sera, e se tu non hai notato, Gesù è qui questa sera. E se tu vuoi sentirlo, Gesù è qui questa sera. Se tu vuoi ascoltarlo, Gesù è qui questa sera. E se tu vuoi che Lui faccia qualcosa nel tuo cuore, trasformi il tuo cuore, Lui è qui questa sera. Tu puoi parlare con Lui. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, se sa conoscermi sapeva una acqua che mai finirà. Dichiari così: dammi da bere, dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Vicino al pozzo c'ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che li salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore.
mia sete, pulisci il mio cuore, io fluirò dalle tue acque, io berrò dalla tua fonte, fonti d'acqua viva. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore, io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti d'acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dichiari così: dammi da bere che non voglio più cercare in altri fonti, non ritornerò a bere, non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato. Ancora una volta, dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti, solo tu, Gesù. Non ritornerò a bere perché io ti ho ascoltato. Tu sei ciò che io desidero, fonte di vita che mi salvò, dono di Dio, il mio Quanti qui sono pronti a donare tutto ciò che hanno a Dio? Non solo tutto ciò che abbiamo, ma tutto ciò che siamo. Lo doniamo a Lui. Santo Spirito, Santo, 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 Santo. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che sono, tutto ciò che ho. Ricevi qui, Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno
dal tuo viso, mi hai perdonato quando io ti ho visto, e tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio ai piedi del mio amato. Io rompo a te, Gesù. Sono ai tuoi piedi per donarti tutto ciò che so, tutto ciò che ho. Ricevi qui, Gesù, il mio profumo, le mie lacrime che cadranno, e basta uno sguardo al tuo viso. Dichiarami perdonato. E tutti i miei tesori li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso a te, lo romperei ancora e ancora e ancora. Io rompo ancora e ancora il mio vaso a te, il mio vaso a te, perché non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, se la tua presenza vale di più, molto di più. Non importa
e non importa il prezzo, il profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, Gesù, la tua presenza vale di più, e non importa il prezzo, il profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, Gesù. Io rompo. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso. In questa canzone noi cantiamo e non importa il prezzo del profumo che ho versato, perché la tua presenza vale di più. E allora perché molte volte noi ci comportiamo come se la presenza di Dio non valesse niente? A volte noi non diamo il giusto valore, fa male ammetterlo, ma dobbiamo ammetterlo a noi stessi. Ogni volta che noi lasciamo da parte la Bibbia per il cellulare, la presenza di Dio non vale niente per noi. Ogni volta che noi lasciamo da parte il nostro tempo di preghiera con Dio, la presenza di Dio non vale niente per noi. Ogni volta che noi lasciamo da parte Dio, significa che la sua presenza non vale niente per noi. E fa male ammetterlo. E lo ammetto anch'io a voi molte volte. Io sono negligente con la mia vita spirituale, molte volte preferisco stare su Instagram. Molte volte preferisco uscire, molte volte preferisco fare altre cose piuttosto che passare del tempo a leggere la Bibbia, piuttosto che inginocchiarmi a pregare. E fa male ammetterlo, perché quando noi cantiamo che la tua presenza vale di più, non è vero se tu metti qualsiasi altra cosa al primo posto se non la presenza di Dio. E io so che non sono l'unica a fare questo. Ma Dio ci chiama per un tempo di cambiamento. Dobbiamo evoluire, dobbiamo crescere spiritualmente e lasciare da parte tutto ciò che ci allontana da Dio, lasciare da parte tutta l'ipocrisia. Io non posso venire qua a cantare una cosa che io non vivo. Noi dobbiamo smetterla di essere ipocriti, e se noi cantiamo che la sua presenza vale di più, dobbiamo dimostrarlo con i fatti, dobbiamo dimostrarlo con la nostra vita. No, Signore, io rinuncio a fare questo perché la tua presenza vale di più per me. Io rinuncio a un'ora del mio telefono per stare un'ora nella tua presenza a parlare con te, perché la tua presenza vale di più per me, e io te lo sto dimostrando con i fatti, te lo sto dimostrando con la mia vita. Lascio da parte ciò che mi allontana da te per dare valore alla tua presenza. E forse questa lode è Dio che ti chiama a dare più valore alla sua presenza, a lasciare da parte tutto ciò che ti allontana, tutto ciò che ti rende un ipocrita, e cominciare a vivere di più la presenza di Dio. Quindi io ti invito a cantare insieme a me, ma questa volta non cantarlo se non lo senti davvero. Canta: la tua presenza vale di più per me, e io te lo dimostrerò. A partire da oggi le cose cambieranno. A partire da oggi la tua presenza avrà un valore veramente grande per la mia vita. Non importa il prezzo del profumo che ho versato. Canta. E non importa il prezzo, Se la tua presenza e non importa il prezzo, Gesù, se la tua presenza vale di più.
molto di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più. E non importa Il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più per me, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, Gesù, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo Ricerca la presenza di profumo Dio che in questo ho momento. versato, la tua presenza vale di più, molto di più, la tua presenza vale di più. Tu che hai il desiderio di sentire di più della presenza di Dio, Del profumo che ho versato, ricercala perché lo Spirito Santo è qua, la sua presenza è qua. la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo Che ho versato, la tua presenza vale di più. Questa è la serata in cui Dio ci chiama a rompere il nostro vaso alla sua presenza, a versare il nostro olio ai suoi piedi.
dare il meglio della nostra adorazione, il meglio di ciò che possiamo dare a Lui. Se è da tempo che tu non stai dando il tuo meglio a Dio, se è da tempo che tu ti senti lontano da Lui, questa è la serata in cui Dio ti invita a versare il tuo olio. C'è ancora olio dentro di te, c'è ancora adorazione dentro di te, c'è ancora fuoco dentro di te. Comincia a parlare con Dio, comincia a riconciliarti con Dio, comincia a dichiarare, a dedicare a Lui il meglio che tu hai. Non serve che tu urli, ma dentro di te Lui può sentire il tuo pensiero come la tua voce. Comincia a parlare con Dio e a ritornare a Lui questa sera. Alleluia, Padre. Questa sera, Signore, è una sera di adorazione, è una sera in cui noi torniamo a versare il nostro olio a Te. È una sera in cui noi torniamo a metterci ai Tuoi piedi e a dare il nostro meglio a Te. Ravviva, Signore, questo fuoco, ravviva questo spirito dentro di noi. Ravviva queste anime, Signore, ravviva quelli che sono lontani e dai più forza a quelli che sono vicini. Nel nome di Gesù, Dio, nel nome di Gesù, che la tua unzione sia su di noi questa sera. Un'unzione di rinnovo, un'unzione di ravvivamento, un'unzione di forza. Alleluia, alleluia. Alleluia. Puoi cantare così, che io verso il mio vaso, io rompo il mio vaso. Piedi del mio amato, io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai Tuoi piedi. ai piedi del mio amato, io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai Tuoi piedi, Gesù, ai piedi del mio amato, io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai Tuoi piedi del mio amato. Possiamo fare un applauso al nostro Signore. Possiamo sederci qualche minuto?
volte Dio ci raggiunge col fuoco, a volte Dio ci raggiunge con una tempesta, come un terremoto, ma a volte Dio ci parla con un vento dolce. E questo vento è il vento della sua presenza che è qua questa sera tra di noi. Vogliamo dare qualche avviso per questa settimana, per i giorni che verranno. Mercoledì finalmente ci sarà il primo incontro delle donne di quest'anno, Be Brave. Mercoledì 21 alle ore 8 qua in chiesa, tutte le donne sono benvenute a partecipare a questo primo incontro. È una vera gioia per noi cominciare questa serie di incontri delle donne che saranno una volta al mese qua in chiesa, il mercoledì. Sono sicuro che sarà un tempo prezioso per tutte quante voi. Tornerete a casa e riempirete le vostre case di una benedizione ancora più grande di quella che già è presente nelle vostre case. Per questo noi mariti saremo felici che voi verrete qua, perché sappiamo che quando tornerete a casa sarete donne rinnovate e così tutta la casa sarà sicuramente più felice, no? Quindi venite mercoledì, questo mercoledì, tra pochi giorni finalmente al Be Brave delle donne. Dopo di questo, questa settimana c'è Seguitemi il 22, giovedì 22, sempre su Zoom. Voi che fate parte di questo gruppo del nostro corso Seguitemi, abbiamo avvisato anche nell'ultima settimana che il giorno 21, se non mi sbaglio, di marzo sarà l'ultimo incontro del Seguitemi, sarà qua in chiesa, l'ultimo incontro, dove termineremo questo primo corso, dopodiché cominceremo dopo poco tempo un secondo corso per coloro che vogliono partecipare ma non hanno potuto partecipare a questo primo corso di Seguitemi. Quindi questo giovedì abbiamo Seguitemi, avete i vostri gruppetti, voi che fate parte del corso sapete di cosa sto parlando, cercate di trovarvi, chi ancora non si è trovato in questa settimana, per fare il vostro studio insieme, per scambiare le vostre opinioni, le vostre idee, come abbiamo fatto nell'ultimo episodio, nell'ultima puntata del nostro corso. E infine l'ultimo avviso di oggi è la nostra cantata, più che cantata, il nostro musical di Pasqua, perché Egli vive, il primo musical dell'ADM Verona. Tutti quanti sarete benvenuti questo giorno, sarà ovviamente il giorno prima di Pasqua, sarà un sabato, no? Per partecipare a questa serata, celebrare la Pasqua tutti insieme, e quest'anno la celebreremo in un modo un po' diverso. C'è un gruppo di teatro, è stata fatta anche la settimana scorsa una convocazione, no? Della nostra sorella Rosy per chi vuole partecipare. Chi non ha dato il nome ma vuole partecipare, ci sono tante cose da fare. Dopo cercate la nostra sorella Rosy, che sicuramente vi inserirà in qualche modo nella nostra serata, nel nostro musical. Ma quindi il 30, mi sembra sabato 30 marzo, perché Egli vive, sarà il nostro culto di Pasqua di quest'anno. Amen. Penso che sono finiti gli avvisi. Oggi ci sono anche diverse persone che sono qua con noi, che ci visitano. C'è anche la nostra sorella Marzia, il nostro fratello Fernando, che sono tornati dopo un periodo in Brasile. Siamo molto molto felici che siate tornati. Ma quindi vogliamo salutare tutti i nostri visitanti. Grazie mille, abbiamo proprio anche i nomi dei visitanti. Michele, amico di Marco. Michele, sei benvenuto. Cosa vuol dire la Chiesa per salutare tutti quanti loro? Chi è per la prima volta, chi è ritornato? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Siete tutti quanti benvenuti. Il nostro desiderio sempre che possiate aver sentito qua un po' di questa presenza che abbiamo appena finito di cantare, e che possiate accompagnarvi, che questa presenza vi possa accompagnare a casa e possa accompagnarvi durante tutta questa settimana. Amen. Ci alziamo in piedi in questo momento, è il momento delle decime, delle offerte, delle primizie, di portare la tua
la tua offerta alla casa del Signore, quello che Dio ha messo oggi nel tuo cuore di portare alla sua casa. Non portare niente per obbligo, non portare niente perché ti senti obbligato a portarlo, perché il tuo vicino di sedia ha preso il portafoglio in mano, non lo devi portare, non lo devi prendere anche te, ma se lo Spirito Santo oggi ha messo nel tuo cuore di portare un'offerta, qualcosa alla casa del Signore, in questo momento sei benvenuto a offertare per il mantenimento della sua opera, per l'avanzamento del suo regno, per ridare a Dio un po' di ciò che Lui ti ha dato, perché sappiamo che tutto ciò che abbiamo viene da Lui e niente avremmo se non fosse per Lui. Preghiamo insieme allora per le nostre decime, per le nostre offerte. Tu che vuoi offertare attraverso il post, attraverso la carta, c'è la nostra missionaria Giosiane là dietro che ti può aiutare. Preghiamo insieme, Padre, nel nome di Gesù vogliamo fare questa preghiera in questo momento per consacrare le nostre decime, le nostre offerte, Signore, ciò che Tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare alla Tua casa, Signore, per il mantenimento della Tua opera, per l'avanzamento del Tuo regno, affinché, Signore, questa Chiesa non venga, Signore, a prosperare, ma questa Chiesa venga a essere una Chiesa rilevante in questa città, anche attraverso, Signore, le offerte che noi portiamo alla Tua casa, Signore. Signore, abbiamo un compromesso con Te perché sappiamo che Tu sei fedele con noi e anche quando non siamo fedeli Tu resti fedele. Nel nome di Gesù, Signore, per questo Padre io Ti chiedo di benedire ogni decima, ogni offerta e ancora di più, Signore, benedici ogni persona, ogni famiglia qua presente, ogni casa qua rappresentata, che possano essere piene di questa presenza che questa sera è tra di noi. Noi Ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Padre, in questo momento noi ascolteremo la Tua parola, Signore, ogni seme, Signore, ogni radice che vuoi mettere dentro di noi questa sera, che Tu abbia la libertà, Signore, di metterla, che la Tua parola possa trovare un terreno fertile, Signore, un terreno buono dove essere seminata, perché sappiamo, Signore, che nessuna parola che viene da Te torna a Te senza aver compiuto quanto desidera. Signore, io Ti chiedo che attraverso questa parola persone possano essere trasformate, rinnovate, che non sia solo un momento per conoscere di più, Signore, sulla parola di Dio,
ma che possa essere un momento in cui per mezzo della tua parola il tuo spirito possa parlare ai nostri cuori. Nel nome di Gesù benedici questo momento, benedici questa chiesa. Amen. Amen. Potete sedervi, grazie. Podem se assentar. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie Eu peço para vocês abrirem as vossas Bíblias in Atti degli Apostoli, em Atos dos Apóstolos, capitolo 21, capítulo 21, versetto 13. versículo 13. Amen. Atti degli Apostoli 21:13 dice così. Paolo allora rispose: che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e entristecendo meu coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amen. Puoi mettere Alex il banner qua della predica? Podemos colocar o banner da pregação? Pronti a tutto. Prontos para tudo. Questo versetto della Bibbia Esse versículo da Bíblia ci fa capire una cosa molto bella. nos faz entender uma coisa muito bonita. L'Apostolo Paolo O apóstolo Paulo era una persona era uma pessoa pronta a tutto pronta para tudo, per il Vangelo di Cristo. para o Evangelho de Cristo. Lui dice: non solo sono pronto a essere messo in catene, Não somente estou pronto para ser amarrado, ma io sono pronto anche a morire mas estou pronto também para morrer per il nome del Signore Gesù. para o nome do Senhor Jesus. E questo esempio di Paolo E esse exemplo de Paulo è un esempio che deve essere per ognuno di noi nella nostra vita. é um exemplo para cada um de nós. Noi dobbiamo essere pronti a tutto. Nós devemos ser prontos para tudo. Noi cristiani dobbiamo essere pronti a tutto. Nós cristãos devemos ser prontos para tudo. Quanti qua possono dire io sono pronto a tutto? Quantos podem dizer estou pronto a tudo? Io sono un cristiano pronto a tutto. Eu sou um cristão pronto a tudo. Questo è quello che noi dovremmo essere, Isso é o que nós deveríamos ser, come l'Apostolo Paolo, como o apóstolo Paulo. pronti ad ogni cosa, Prontos para qualquer coisa. pronti ad affrontare situazioni difficili, Prontos para afrontar situações difíceis. pronti ad affrontare le catene, Prontos para afrontar as cadeias. pronti ad affrontare la morte, Prontos para afrontar a morte. pronti a tutto Prontos para tudo. per il Vangelo di Cristo. Por Evangelho de Cristo. In realtà Paolo qua scrive queste parole in una situazione, dice queste parole in una situazione specifica. Na verdade, Paulo diz essas palavras em uma situação específica. Lui stava tornando dal suo ultimo viaggio missionario. Ele estava voltando da última viagem missionária. Sapete, Paolo ha fatto un sacco di viaggi missionari in giro per l'Europa, il Medio Oriente. Sabe que Paulo fez muitas viagens missionárias pela Europa, pelo Oriente. E tornando da quest'ultimo viaggio, E voltando dessa última viagem, vuole andare a Gerusalemme. ele quis ir para Jerusalém. Solo che nella città in cui si trovava, prima di andare a Gerusalemme, Só que na cidade em que ele estava antes de ir para Jerusalém, arriva da lui un certo profeta, chega até ele um certo profeta, il profeta Agabo, profeta Ágabo, e gli dice: Paolo, e diz: Paulo, non andare a Gerusalemme, não vá para Jerusalém, perché lo Spirito Santo mi sta dicendo porque o Espírito Santo está me dizendo che se tu andrai a Gerusalemme que se você for para Jerusalém, sarai imprigionato. você vai ser amarrado, aprisionado. E in quell'epoca E naquela época, essere imprigionati per un cristiano ser aprisionado para um cristão voleva dire che dopo la prigione molto probabilmente sarebbe stato ucciso. significava que depois da prisão provavelmente ele iria morrer. E interessante che lì insieme a Agabo Interessante que ali junto com Ágabo c'erano altri fratelli della chiesa tinha outros irmãos da igreja.
E tutti quanti hanno cominciato a dire: Paolo, non andare. E todos começaram a dizer: Paulo, não vai. Non vogliamo che tu vai là, resta qua con A noi. gente não quer que você vá, fique com a gente. E poi se questa parola è vera sarai anche imprigionato là a Gerusalemme. Se essa palavra for verdade, você vai ser aprisionado em Jerusalém. Hanno cercato di consigliarlo, di fare di tutto per tenerlo lì da loro, no? Procuraram aconselhar ele, fizeram de tudo para deixar ele com eles. Io mi sono un po' rivisto in questi fratelli della chiesa di questa città, E eu me vi um pouco nesses irmãos da cidade. perché come molti sanno, no? Porque como muitos sabem, In queste ultime settimane, mesi, nessas últimas semanas, meses, abbiamo perso, tra virgolette, a gente perdeu, entre aspas, alcuni fratelli, alcune famiglie della chiesa che hanno deciso di ritornare in Brasile, no? alguns irmãos da igreja que decidiram voltar para o Brasil. C'è la diaconessa Fabrizia che è tornata poche settimane fa, Diaconisa Fabrícia, que voltou para o Brasil algumas semanas atrás. qualche mese fa erano andati via la famiglia di Washington, Josiane, la Giulia, vi ricordate? Alguns meses atrás, o Washington, a Josiane, a Júlia. Tutte famiglie che avevano lasciato un segno qua in questa chiesa, no? Famílias que deixaram uma marca aqui na igreja. E che avevano creato dei bellissimi rapporti qua, E criaram relacionamentos aqui, anche con noi. com a gente também. E quando avevano detto che andavano via, no? E quando eles falaram que eles estavam voltando, Tutte le persone vicine a loro hanno cercato di consigliarli in qualche modo per farli rimanere qua. todas as pessoas que estavam por perto tentaram aconselhar para ficar. Non volevamo che andassero via. A gente não queria que eles fossem embora. Avevamo una bella amicizia con loro, avevano lasciato un segno nella nostra vita. A gente tinha uma amizade, eles deixaram uma marca na nossa vida. Volevamo che loro restassero qua con noi. A gente queria que eles ficassem aqui com a gente. E questo è un po' quello che è successo in questa chiesa, no? E isso é um pouco o que aconteceu nessa igreja. Poi immagina se noi sapessimo che loro vanno in Brasile e là verranno messi in prigione, Imagina, se a gente soubesse que eles fossem para o Brasil e lá eles seriam aprisionados, ancora di più cercheremo di tenerli qua, no? ainda mais a gente tentaria deixar eles aqui. Ma qua capiamo che Paolo Mas aqui a gente entende que Paulo, aveva capito e viveva molto bene un principio che Gesù ci ha insegnato. ele tinha entendido e vivia muito bem um princípio que Jesus nos E ensinou. noi troviamo in Matteo 10. Nós encontramos em Mateus 10. Lì Gesù ci dice Ali Jesus nos diz che chi vuole essere mio discepolo que quem quer ser meu discípulo deve essere pronto a lasciare ogni cosa. tem que estar pronto para deixar qualquer coisa. Deve essere pronto a lasciare la sua famiglia, Pronto para deixar a família, i fratelli, os irmãos, gli amici, amigos, prendere ogni giorno la sua croce e seguirlo. tomar todos os dias a sua cruz e segui-lo. Questo è il prezzo del discepolato. Isso é o preço do discipulado. Essere disposti a lasciare ogni cosa. Estar disposto a deixar qualquer coisa. E Paolo viveva questo. E Paulo vivia isso. Paolo era un discepolo. Paulo era um discípulo. E noi siamo chiamati, E nós come, somos chamados come Paolo, come ad Paolo. essere discepoli. para ser discípulo. Noi siamo discepoli del Signore. Nós somos discípulos do Senhor. Per chi ha studiato teologia magari, Para quem estudou teologia, talvez, o magari ha visto degli studi, delle prediche online, talvez viu alguns estudos, pregações o online. magari tu hai una Bibbia con quelle note in fondo alla pagina, no? Talvez você tenha uma Bíblia com aquelas notas no fundo da página. Tu saprai che la parola discepolo Você sabe que a palavra discípulo significa studente. significa estudante. Questo è quello che noi siamo, Isso é o que nós somos, studenti, estudantes, discepoli. discípulos. Questo è quello che Gesù vuole che noi siamo. Isso é o que Jesus quer que nós sejamos. E pensate, quando Gesù è venuto sulla terra, E quando Jesus veio na Terra, certo il suo primo obiettivo com certeza o primeiro objetivo era quello di morire sulla croce per noi, no? era de morrer na cruz pra gente, né? Eppure la prima cosa che ha fatto nel suo ministero terreno, E a primeira coisa que ele fez no seu ministério terreno, sapete cos'è stato? vocês sabem o que foi? Fare discepoli. Fazer discípulos. La prima cosa che Gesù ha fatto, A primeira coisa que Jesus fez, fare discepoli. fazer discípulos. No, noi sappiamo che Gesù è stato battezzato, Nós sabemos que Jesus foi batizado. il giorno del battesimo lo Spirito Santo è sceso su di No lui, dia do batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. dopodiché ha passato 40 giorni nel deserto lottando contro Satana Depois ele passou 40 dias no deserto lutando contra Satanás. e dopo di questo il primo episodio che troviamo nella Bibbia Depois disso, o primeiro episódio que a gente encontra na Bíblia è quello conosciuto come la pesca miracolosa, é no? aquele conhecido como a pesca milagrosa. Gesù era lì in riva al mar di Galilea Jesus estava ali na beira do mar da Galileia.
In mezzo al mare c'erano Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, No mar estavam Pedro, Tiago, João, alcuni futuri discepoli. alguns futuros discípulos. Non hanno pescato niente, tornano a riva. Não pescaram nada, voltam para a beira. Gesù gli dice: tornate ancora in acqua, buttate le reti. Jesus diz: voltem para o mar e lancem as redes de novo. Loro lanciano le reti e pescano così tanti pesci che non ci stanno sulla barca. Eles lançam as redes e pescam tantos peixes que nem cabia no barco. Ecco, questo è l'episodio della pesca miracolosa, E no? esse é o episódio da pesca milagrosa. Ma che cos'è in realtà che stava facendo Gesù lì in riva al mar di Galilea? Mas o que Jesus estava fazendo na realidade ali na beira do mar da Galileia? Non è che si trovava lì per caso. Não é que ele estava ali por um acaso. La Bibbia ci dice che Gesù A Bíblia nos diz que Jesus, era lì in riva al mare, ele estava ali na beira do mar, che insegnava la parola, que ensinava a palavra, che faceva discepoli, que fazia che discípulos, faceva studenti. que fazia estudantes. E questo poi è quello che ha fatto con Pietro e gli altri. E isso é o que ele fez com Pedro e os outros. Quando sono tornati a riva Quando voltaram para a beira. e ha detto: seguitemi E ele disse: sigam-me, e io vi farò pescatori di uomini. e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Notate un po' le parole di Gesù, no? Notem as palavras de Jesus. Gesù ha detto: io vi farò. Jesus disse: eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Io farò al futuro. Eu vou fazer no futuro. Non è che Gesù ha detto: io vi faccio adesso, vi ungo pescatori di uomini. Não é que Jesus falou: vou fazer agora, vou ungir vocês pescadores de homens. Non ha detto così, ha detto: vi farò pescatori di uomini. Não, ele disse: vou fazer de vocês pescadores de homens. Adesso voi non siete pescatori di uomini. Agora vocês não são pescadores de homens. Adesso voi siete miei studenti, Agora vocês são meus estudantes, miei alunos, discepoli. meus discípulos. Questo è quello che Gesù è venuto a fare per prima cosa qua sulla terra. Isso é o que Jesus fez pela primeira coisa aqui na Terra. Fare discepoli, fare studenti. Fazer discípulos, estudantes, alunos. E in realtà questo è quello che Gesù ha chiamato anche noi per andare a fare. Isso, na verdade, é o que Jesus chamou a gente para fazer. Quando Gesù ci ha dato il famoso mandato, no? Quando Jesus nos deu o famoso ID, La grande commissione, bravo Idi, bravo. a grande Andate. missão, Ha detto: andate per il mondo ele diz: ide pelo mundo e fate miei discepoli, tutti i popoli. e fazei discípulos todos os povos. Questo è quello che Gesù ci ha chiesto. Isso é o que Jesus pediu pra gente. Gesù non è venuto per fare apostoli, Jesus não veio para fazer apóstolos, Gesù non è venuto per fare profeti, Jesus não veio para fazer profetas, non è venuto per fare maestri, não veio para fazer mestres, pastori, evangelisti. pastores, evangelistas. Gesù è venuto per fare discepoli. Jesus veio para fazer discípulos. Gesù non vuole che noi siamo apostoli, pastori, maestri, eccetera, eccetera. Jesus não quer que sejamos profetas, apóstolos, mestres. Per prima cosa Gesù da noi vuole che siamo suoi studenti, Em primeiro lugar, ele quer que sejamos alunos. che noi siamo suoi discepoli. E nós somos discípulos. Certo, ci sono tutti questi ministeri. Com certeza tem todos esses Sono ministérios. doni che lo Spirito Santo dà a noi. São dons que o Espírito Santo nos dá. Tra di noi ci sono tanti apostoli, Entre nós tem muitos ci apóstolos, sono tanti con un'unzione di profeta, muitos com unção de profeta, tanti con un'unzione di evangelista, di pastore, di maestro. muitos com unção de evangelista, mestre. Ma se volete essere dei grandi maestri, Mas se vocês querem ser grandes mestres, dei grandi apostoli, grandes dei apóstolos grandi pastori, e grandes pastores, per prima cosa, por primeira coisa, voi dovete essere dei grandi discepoli. vocês devem ser grandes discípulos. Non esiste un grande apostolo Não existe um grande apóstolo che per prima cosa non sia un grande discepolo. que primeiramente não seja um grande discípulo. Ah, ma come anche i maestri devono essere studenti? Não, como também os mestres têm que ser alunos? Sì. Sim. Se tu vuoi essere un grande maestro qua sulla terra, Se você quer ser um grande mestre aqui na Terra, per prima cosa devi essere un grande studente del vero maestro. por primeira coisa você tem que ser um grande aluno do mestre. In realtà Gesù ha detto: non chiamate nessuno tra di voi di maestro, Na verdade, Jesus disse: não chamei uns aos outros de mestre. soltanto uno è il maestro, Somente um é o mestre, che è Dio. que é Deus. Noi dobbiamo essere studenti. Devemos ser alunos. Perché dobbiamo essere studenti? Perché vi sto dando questa parola oggi. Por que devemos ser alunos? Por que eu estou dando essa palavra para vocês hoje? Perché questo è il titolo che avete visto dietro di me, no? Porque esse é o título que vocês viram atrás de mim. Pronti a tutto, Prontos para tudo. come l'apostolo Paolo, Como o apóstolo Paulo, che era pronto a tutto anche a morire. que estava pronto a tudo, também para morrer. Ma per essere pronti a tutto Mas para estar pronto para tudo, non basta essere animati, não basta ser animado.
No? Una persona che di solito è molto animata, Uma pessoa que às vezes é muito animada, che sente un fuoco dentro di sé, que sente um fogo, uma chama, sente che è pronta a fare qualsiasi cosa, sente que está pronta para fazer qualquer coisa, è pronta a tutto. pronta para tudo. Ma non basta questo. Mas não basta isso. Non basta essere animati Não basta ser animado per superare un esame dell'università. para superar um exame da faculdade. No, se tu stai facendo l'università Se você está fazendo a faculdade, e devi superare un esame, você tem que superar um exame. non basta che tu abbia questo desiderio di superarlo, Não basta ter esse desejo de superar. che tu sia animato, che tu sia animata. Você esteja animado, animada. No, io voglio superarlo, lo supererò, devo superare l'anno, non posso rimanere indietro. Ah, mas eu quero superar, eu vou, eu não posso ser reprovado. Non ti basta essere animato per superare l'esame. Não basta estar animado para superar o exame. Non puoi presentarti a un esame di matematica super animato, Você não pode se apresentar para um exame de matemática super animado, ma senza aver studiato le formule, le teorie, mas sem ter estudado as fórmulas, a teoria, le disequazioni. coisas. Questa l'ho provata in allenamento. No, non basta, non ti basta essere animato, Não basta ser animado. devi essere preparato. Você tem que estar preparado. Prima cosa, devi essere uno studente. Primeiramente, você tem que ser aluno. Non ti basta essere animato per vincere una gara. Não basta ser animado para ganhar uma corrida. Non ti basta essere animato per primeggiare in qualche sport. Não basta estar animado para ganhar em primeiro lugar nos esportes. Puoi essere molto motivato, puoi volerlo con tutto il cuore. Você pode ser muito motivado, querer de todo o coração. Ma se ogni giorno non ti dedichi a questo sport, Mas se todo dia você não se dedica para esse esporte, se ogni giorno non ti prepari per questo sport, se todo dia você não se prepara para esse esporte, tu non vincerai questa gara. você não vai vencer essa corrida. Non basta essere animati per fare le cose. Não basta ser animado Non para fazer basta uma essere coisa. animati per dire sono pronto a tutto. Não basta ser animado para dizer estou pronto para tudo. Perché puoi anche dire e pensare di essere pronto a tutto. Você pode até dizer e pensar que está pronto para tudo. Ma sei pronto per essere pronto a tutto? Mas você está pronto para estar pronto a tudo? Sei pronto, sei preparato per essere pronto a tutto? Você está pronto, você está preparado para estar pronto para tudo? Nella Bibbia abbiamo un sacco di esempi di persone che hanno dovuto prepararsi per raggiungere il loro obiettivo. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que tiveram que se preparar para algo. Abbiamo visto Paolo, no? Nós vimos Paulo, Che era pronto a tutto. que estava pronto a tudo. Noi conosciamo la storia di Paolo dalla Bibbia. Conhecemos a história de Paulo na Bíblia. Sappiamo che lui era un persecutore dei cristiani, Sabemos que ele perseguiu os cristãos. finché un giorno sulla via di Damasco non ha visto Gesù. Até que um dia na rua de Damasco ele viu Jesus. Gesù gli è apparso, si è illuminato tutto, lui è diventato cieco. Jesus apareceu, foi uma coisa que deixou ele cego. Ha detto, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo risponde, ma chi sei tu? E Saulo respondeu: Mas quem é você? Io sono il Gesù che tu stai perseguitando. Eu sou o Jesus que você persegue. E insomma Paolo rimane cieco per 3 giorni, poi un fratello della chiesa va lì, prega per lui, Paulo ficou cego por 3 dias, depois um irmão da igreja foi lá e orou por ele. gli toglie la cecità, E tirou dele a ceguez. battezza Paolo Batiza e Paulo. Paolo si converte, no? Paulo se converte. Ma è ancora lontano dal diventare quel Paolo che ha scritto tutte queste lettere e ha fatto le grandi cose. Mas ele está ainda longe de ser o Paulo que escreveu essas cartas e que fez todas aquelas coisas. Pensate che appena dopo la sua conversione, Pensem que depois da conversão lì dele, a Damasco i giudei cercavano di ucciderlo giorno e notte. ali em Damasco, os cristãos procuravam matar ele dia e noite. I giudei in realtà, non i cristiani. I però giudeus. cambia poco. E che cosa ha fatto? Paolo è dovuto scappare. E o que ele fez? Ele teve que escapar. E per 3 anni E por 3 anos, è stato in Arabia. ele foi para a Arábia. E noi non sappiamo benissimo quello che è successo in questi 3 anni in Arabia. Não sabemos muito bem o que aconteceu nesses 3 anos na Ma Arábia. da quello che possiamo ricavare dalle lettere di Paolo, Mas no que a gente pode ver das cartas de Paulo, sembra che lì Paolo sia stato preparato proprio dallo stesso Signore Gesù. parece que Paulo foi preparado próprio por Jesus. Che gli ha fatto vivere delle visioni, gli ha fatto salire fino al terzo cielo, ha vissuto qualcosa di inimmaginabile. Fez ele ter visões, subir até o terceiro céu, coisas inimagináveis. E dopo di questo Paolo è diventato il Paolo che noi conosciamo. E depois disso, Paulo se tornou o Paulo que nós conhecemos. Ma prima di questo ha dovuto essere preparato. Mas antes disso, ele teve que ser preparado.
Vediamo la preparazione nella storia di Elia, no? Vemos a preparação na história de La Elias, preparazione più carnale questa. a preparação mais carnal. Elia doveva attraversare un deserto. Elias tinha que atravessar um deserto In cui probabilmente non avrebbe più trovato da mangiare. que provavelmente ele não encontraria algo para comer. Allora Elia era lì disteso, Elias estava ali deitado, arriva un angelo, gli porta un bel piatto di cose da mangiare. chega um anjo que traz um prato cheio de coisas para comer. Elia mangia, Elias come, poi dorme, dorme, poi l'angelo lo sveglia, mangia ancora. o anjo acorda, come Perché mais, devi camminare nel deserto per 40 giorni. porque você tem que caminhar no deserto por 40 dias. Elia doveva attraversare questo deserto. E Elias tinha que atravessar esse deserto. Per attraversarlo è dovuto essere preparato. E para atravessar, ele teve que estar pronto. Davide ha affrontato Golia, il gigante, no? Davi afrontou Golias, o gigante. Davide si è presentato sul campo di battaglia. Davi se apresentou no campo de batalha. C'era Golia Tinha Golias, che bestemmiava, insultava l'esercito di Israele. que blasfemava, xingava o exército de Israel. Davide dice a re Saul: vado io a combattere contro Golia. E Davi diz ao rei Saul: eu vou combater contra o gigante Golias. E Saul gli dice: ma non puoi andare te, tu sei un bambino, sei un piccoletto. E Saul diz: você não pode, você é pequenininho, um rapazinho. Davide gli risponde: guarda che io, per proteggere le pecore di mio padre, E Davi responde: olha que eu, para proteger as ovelhas do meu pai, ho già combattuto contro orsi e leoni. eu já combati contra ursos e leão. Ovvero sono già stato preparato Eu já fui preparado per il mio obiettivo. para o meu objetivo. E la stessa cosa Gesù. E a mesma coisa Abbiamo Jesus. visto che prima di cominciare il suo ministero, Vimos que antes de começar seu ministério, lui ha passato 40 giorni di digiuno nel deserto ele passou 40 dias de jejum no deserto, e affrontando direttamente Satana. afrontando diretamente Satanás. La preparazione per noi cristiani A preparação para nós cristãos è qualcosa di molto importante. é algo muito importante. Per questo noi dobbiamo essere studenti, Por isso devemos ser alunos, noi dobbiamo essere discepoli, devemos ser discípulos. perché non basta essere animati, non basta essere ravvivati Porque não basta estar animados, ser avivados, per essere pronti a tutto. para estar prontos para tudo. Per prima cosa noi dobbiamo essere preparati Primeiramente devemos estar preparados per essere pronti a tutto. para ser prontos para tudo. Io ho già visto, e sono sicuro che molti di voi anche, Eu já vi, e muitos de vocês talvez já ouviram, ho partecipato a culti di ravvivamento eu participei de cultos de avivamento con pastori, profeti, predicatori com pastores, profetas, pregadores, che risvegliavano anche il più morto tra i credenti. que avivavam até os mais mortos entre os crentes. E poi sapete cosa succedeva? Vocês sabem o que acontecia? Che non faceva tempo a finire il culto Que não dava tempo de acabar o culto. e quella persona che si era ravvivata, risvegliata, E aquela pessoa que estava avivada, que tinha despertado, ritornava allo stato di prima. voltava no estado de antes. Perché? Por quê? Perché c'era ravvivamento, Porque tinha avivamento, c'era l'animazione, tinha animação, ma non c'era la preparazione. mas não tinha preparação. E noi non possiamo essere cristiani solo mossi da un movimento, solo animati. Não podemos ser cristãos simplesmente movidos por um sentimento, animados. Se noi vogliamo essere pronti a tutto, noi dobbiamo essere cristiani preparati. Se queremos estar prontos para tudo, devemos ser cristãos animados. Dobbiamo essere studenti, dobbiamo essere discepoli. Devemos ser alunos, discípulos. E come essere preparati? E como estar preparados? Cos'è che ci può preparare? O que pode nos preparar? Gesù racconta una parabola, no? Jesus conta uma parábola Parlando delle due case. falando de duas casas. Un costruttore ha costruito una casa sopra la roccia, Um construtor construiu uma casa sobre a rocha. è arrivata la tempesta, Chegou a tempesta, ma quella tempestade, casa non è stata distrutta, e aquela casa não foi destruída, perché era costruita sulla roccia. porque estava construída sobre a rocha. Un altro costruttore ha costruito la sua casa sulla sabbia. E outro construtor construiu a sua casa sobre a areia. È arrivata la tempesta Chegou a tempestade e la casa è crollata, e a casa desabou, perché non era costruita sulla roccia. porque não estava construída sobre a rocha. Che cos'è questa roccia? O que é essa rocha? Ce lo dice Gesù all'inizio di questa parabola. Jesus nos diz no começo dessa parábola. Gesù comincia la parabola dicendo così: Jesus começa a parábola dizendo: chi ascolta le mie parole quem ouve as minhas palavras e le mette in pratica e as coloca em prática è come quell'uomo che ha costruito la sua casa sopra la roccia. é como aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. In che modo noi possiamo essere preparati per essere pronti a tutto, anche alla tempesta? De que modo podemos ser preparados, prontos para tudo, também para a tempestade?
ascoltare le parole di Dio e metterle in pratica. escutando as palavras de Deus e colocando em prática. Ascoltando la parola di Dio, Escutando a palavra de Deus. leggendo la parola di Dio, Lendo a palavra de Deus. immergendosi nella parola di Dio. Mergulhando na palavra de Deus. Vuoi essere preparato? Você quer ser pronto? Il tuo manuale di istruzioni è la parola di Dio. Teu manual de instruções é a palavra de Deus. Osea ci aveva detto questo secoli di anni fa, il profeta Osea. O profeta Oséias nos disse isso há séculos atrás. Osea, capitolo 4, versetto 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Meu povo perece por falta de conhecimento. Il mio popolo non è pronto a tutto Meu povo não está pronto para tudo per mancanza di conoscenza. por falta de conhecimento. Qua è la parte più risaltante di questo versetto, no? È la mancanza di conoscenza, E a parte mais importante desse versículo é a falta de conhecimento. ovvero la mancanza di conoscenza della parola di Dio. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Ma il soggetto di questa frase non è la conoscenza. Mas a parte mais importante não é o conhecimento. E questa è la cosa più terribile. E é a coisa mais terrível. Perché in questo versetto Dio non sta dicendo il mondo muore per mancanza di conoscenza. Porque nesse versículo Deus não está dizendo o mundo morre por falta de conhecimento. Non sta dicendo i pagani muoiono per mancanza di conoscenza. Não está dizendo os pagãos morrem por falta de conhecimento. I peccatori muoiono per mancanza di Os conoscenza. pecadores morrem por falta de conhecimento. No, Dio sta dicendo il mio popolo, Não, Deus está dizendo o meu povo. cioè noi Nós stiamo morendo estamos morrendo per mancanza di conoscenza. por falta de conhecimento. Noi, suoi figli, Nós, filhos, suoi discepoli, seus discípulos, suoi amici, come ci chiama. seus amigos, como eles nos Siamo chamam, noi che stiamo morendo per mancanza di conoscenza. nós estamos morrendo por falta de conhecimento. Siamo noi che stiamo morendo perché non siamo fondati sulla roccia che è la parola di Dio. Nós estamos morrendo porque não somos estabelecidos na rocha de Deus. In che modo stiamo morendo? De que jeito estamos morrendo? Gesù ci ha detto che alla fine dei tempi Jesus nos disse que no fim dos tempos sarebbero successe un sacco di cose. aconteceriam muitas coisas. Sarebbero sorti falsi profeti, Falsos discípulos surgirão, sarebbero sorti false dottrine, falsas doutrinas surgirão, sarebbero successe un sacco di cose. muitas coisas acontecerão. E noi dobbiamo vigilare Nós devemos vigiar, perché tutte queste cose non ci attacchino. porque todas essas coisas não nos ataquem. E per questo noi dobbiamo conoscere la parola di Dio. E por isso devemos conhecer a palavra de Deus. È triste perché proprio in questa settimana, É triste porque bem nessa semana, forse anche voi avrete sentito, talvez vocês também ouviram, è successo nel sud Italia aconteceu no sul da Itália, che una persona que uma pessoa che dice essere un pastore evangelico que dizia ser um pastor evangélico ha fatto morire un bambino. fez morrer, matou uma criança. Diciamo, non è che proprio l'ha uccisa, no? Não é que matou, Ma questo bambino aveva il cancro. mas essa criança estava com câncer. E questo pastore, E esse pastor, presunto pastore o falso profeta, ou falso profeta, ha detto alla famiglia: sospendete la chemioterapia, lo curo io il bambino con le preghiere. disse para a família: para de fazer a quimioterapia que eu vou curar a criança com a minha oração. E il bambino è morto. E a criança morreu. Sempre lo stesso pastore O mesmo pastor sembra aver consigliato uno dei suoi discepoli parece ter aconselhado um dos seus discípulos di uccidere sua moglie e suo figlio, de matar sua mulher e seu filho, perché sembravano essere indemoniati. porque pareciam estar endemoniados. Io non voglio prendermela con questo pastore, Eu não quero brigar com esse pastor, se si può chiamare pastore, se pode se chamar pastor, ma se questo è successo mas se isso aconteceu, è perché ci sono persone che stanno morendo per mancanza di conoscenza. é porque tem pessoas que estão morrendo por falta de conhecimento. Perché non si può seguire una persona che ti dice di fare determinate cose, Porque não se pode seguir uma pessoa que te diz para fazer certas coisas, completamente contrarie a quello che è la parola di Dio. completamente contrárias ao que é a palavra de Deus. E oggi Dio ha messo me e Andrea come pastori di questa chiesa. E hoje Deus colocou eu e a Andréia como pastores dessa E igreja. se c'è una cosa che noi possiamo fare come pastori, E se tem uma coisa que nós podemos fazer como è pastores, quantomeno quella di cercare di guidarvi, di consigliarvi. é aquela de guiar vocês e aconselhar vocês. E una cosa che io voglio dirvi questa sera come guida E uma coisa que eu quero dizer a vocês como guia è: state molto attenti alle dottrine che sentite in giro. é estejam muito atentos às doutrinas que vocês ouvem.
Se hai qualche dubbio, vai sulla Bibbia. Se você tem alguma dúvida, vai na Bíblia. Questa è la verità, Essa é a verdade. questa è la conoscenza. Esse é o conhecimento. Qui è dove tu puoi studiare come studente di Dio. Aqui é onde você pode estudar como aluno de Deus. Magari non capisci, magari hai qualche dubbio, vieni a chiedere a noi. Talvez você não entende, tem alguma dúvida, vem perguntar pra gente. Ma stai attento alle dottrine che senti in giro. Mas fique atento às doutrinas que você La ouve. mancanza di conoscenza ha fatto sì che oggi dottrine false prendano piede nella chiesa evangelica, nella chiesa cristiana. A falta de conhecimento fez com que essas falsas doutrinas se espalhassem pela igreja cristã. In Brasile soprattutto è molto di moda questa dottrina della prosperità, no? No Brasil, principalmente, está muito de moda essa doutrina da prosperidade. E ci sono tantissimi seguaci di questa dottrina. E tem muitos seguidores dessa doutrina. Di pastori, di predicatori che ti dicono dai più soldi alla chiesa Pastores, pregadores que dizem, dá mais dinheiro para a igreja. e ne riceverai tantissimi di più. E você vai receber muito mais. Non sono cose che possiamo dichiarare con certezza. Não são coisas que a gente pode declarar com certeza. Qua noi facciamo un momento di offerte, di decime, sì. A gente faz sim um momento de dízimo e oferta. Io credo nel valore della decima. E eu creio no valor do dízimo. Chi non sa cos'è la decima è la decima parte di ciò che Dio ci dà durante un mese di lavoro, ad esempio. Quem não sabe o que é dízimo, o dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus nos dá durante um mês de trabalho. La Bibbia dice che noi dovremmo dare la decima. A Bíblia diz que deveríamos dar o C'è chi dízimo. è d'accordo, c'è chi non è d'accordo. Tem quem concorda, quem discorda. C'è chi dice che la decima ti fa benedire. Tem quem diz que dar o dízimo te abençoa. Io credo in questo. Eu acredito nisso. Malachia 3:10. Malaquias 3:10. Portate tutte le decime alla casa del tesoro Trazei as ofertas para a casa do tesouro. e mettetemi alla prova in questo. Me coloquem na prova nisso. E vedrete se io non aprirò le finestre o le cascate del cielo e riverserò su di voi tante benedizioni che non saprete dove riporle. Vocês vão ver se eu não vou abrir as comportas do céu e vou abençoar vocês de tal maneira que vocês não saberão onde pôr Io elas. credo nelle benedizioni che possa dare la decima. E eu creio nas bênçãos que o dízimo Io dá. credo che la decima ci segna un compromesso che noi abbiamo con Dio, rappresenta un compromesso che noi abbiamo con Dio. Eu creio que o dízimo representa um compromisso que temos com Deus. Io credo che dare la decima sia un dare a Dio un pochino di ciò che Lui ci dà. Creio que dar o dízimo é dar um pouquinho para Deus daquilo que Ele nos dá. Ma io ho già sentito predicatori che dicono se tu non dai la decima vai all'inferno. Mas eu já ouvi pregadores que dizem, se você não der dízimo, você vai para o inferno. E questo non è vero. Isso não é verdade. Sono altre le cose che ti portano all'inferno. São non è non outras dare la as decima. coisas que faz você ir para o inferno, não é o dízimo. Io non ti dirò mai se tu porti la tua offerta, Dio ti darà il quintuplo. Eu nunca vou te dizer, se você trazer a tua oferta, Deus vai te dar 5 vezes mais. Se te lo dà, gloria a Dio. Se Ele te der, glórias a Ma non è Deus. questo il proposito di dare l'offerta. Mas não é esse o propósito de dar a Se oferta. tu porti la tua decima con l'idea che tu riceverai in cambio, Se você trazer o dízimo com a ideia que você vai receber em troca, non portare la decima, não traga o dízimo. perché non è così che funziona. Porque não é assim que funciona. Perché Dio non ti deve e non ti dovrà mai niente. Porque Deus não te deve e nunca vai te dever Lui algo. ti ha già dato tutto quello che ha. Ele já te deu tudo o que tinha. Lui ha dato suo figlio per te. Ele deu o seu filho por E você. tutto quello che tu hai già viene da Lui. E tudo que você tem vem dele. Quindi se tu dai qualcosina a Lui, Então, se você dá alguma coisa para ele, potrebbe non darti niente in cambio che non sarebbe in torto. ele poderia até não te dar nada em troca, que ele não estaria errado. Ma ci sono dottrine che dicono il contrario. Mas tem doutrinas que dizem o contrário. E se queste dottrine prendono piede nella Chiesa, E se essas doutrinas se espalham na igreja, è per mancanza di conoscenza. é por falta de conhecimento. Persone che ti promettono qualcosa in cambio di soldi, preghiere, miracoli, guarigioni. No, niente di tutto questo è vero. Pessoas que te prometem algo em troca de pregação, profecia, nada de tudo isso é verdade. Solo uno ha il potere di curare, Só um tem o poder de curar, e è Gesù. e é Jesus. Non esiste una persona col potere di curare. Não existe uma pessoa com o poder de curar. Esiste il dono di guarigione, Existe o dom de cura, ma viene dallo Spirito Santo. mas vem do Espírito Santo. Non farti ingannare da queste dottrine. Não seja enganado por essas Non doutrinas. farti ingannare da questi finti pastori, falsi profeti. Não seja enganados por esses falsos profetas, falsos pastores. E se oggi ci sono persone che muoiono nella fede, Se hoje tem pessoas que morrem na fé, perché purtroppo io credo che in quella chiesa di questo finto pastore, porque eu creio que naquela igreja daquele falso pastor, oggi tante persone si staranno allontanando dalla fede per colpa sua. hoje muitas pessoas estarão se afastando da fé por culpa dele.
abbi più conoscenza. Tenha mais conhecimento. Immergiti nella parola di Dio. Mergulhe na palavra de Deus. Cerca di amare la lettura della parola. Procure amar a leitura da palavra. Ogni giorno cerca di sforzarti e leggere qualcosa. A cada dia se esforce para ler alguma coisa. Perché la parola di Dio ti dà la conoscenza. Porque a palavra de Deus te dá conhecimento. Oggi attraverso la parola di Dio noi siamo studenti di Dio. Hoje, através da palavra de Deus, nós somos alunos de E Deus. possiamo essere preparati per essere pronti a tutto. E podemos ser preparados para estar prontos para tudo. Lo so, non è facile leggere la parola. Sei, não é fácil ler a palavra. Ci sono parti della Bibbia che, mamma mia, Tem partes da Bíblia que, meu Deus do céu, non si riesce a venirne a leggerlo tutto, no? tu não consegue ler tudo. Salti dal versetto 1 al versetto 30 perché non ce la fai più. Você pula do versículo 1 ao versículo 30 porque você não aguenta mais. Ma ti assicuro che ogni versetto della Bibbia ha una parola per te. Mas eu asseguro a você que cada versículo Della Bibbia ha una parola per te. Cada versículo da Bíblia tem uma palavra para você. Ogni versetto della Bibbia ha una rivelazione per la tua vita Cada versículo da Bíblia tem uma revelação para a tua e vida un insegnamento per la tua vita. e um ensinamento para a tua vida. Paolo scrivendo a Timoteo dice che ogni scrittura Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que cada escritura è utile a insegnare, é útil para ensinar a riprendere, a repreensão, a correggere, a educare alla giustizia, para corrigir, para educar a justiça, affinché ogni uomo di Dio sia completo para que cada homem de Deus esteja completo e preparato e preparado per ogni buona opera para cada boa obra e preparato per essere pronto a tutto. e preparado para estar pronto para tudo. Ogni scrittura. Cada escritura. Non esiste un versetto della Bibbia che non abbia potenza per la tua vita. Não existe um versículo da Bíblia que não tenha poder sobre a tua vida. Forse oggi tu leggi un versetto e non ha un significato per te, Talvez hoje você lê um versículo e não tenha um significado ma para a tua domani vida. quello stesso versetto potrebbe riempirti l'anima. Mas amanhã aquele mesmo versículo poderá encher a tua alma. Io voglio terminare Eu quero concluir leggendo con voi un versetto lendo com vocês um versículo che si trova in Giosuè 1:8. Possiamo alzarci in piedi? que se encontra em Josué 1:8. Podemos nos levantar? Leggiamo insieme questo versetto, se si può mettere qua. Vamos ler junto? Leggiamo insieme. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Vuoi essere pronto a tutto? Você quer estar pronto para tudo? Devi essere preparato per essere pronto a tutto. Você tem que estar preparado para estar pronto para tudo. Vuoi che quando la tempesta arrivi nella tua vita tu possa resistere? Você quer que quando a tempestade chegue na tua vida você possa resistir? Non ti basterà essere animato e dire io posso resistere alla tempesta. Não vai bastar estar animado e dizer eu posso resistir à tempestade. Non ti basterà questo. Não vai bastar Tu isso. dovrai essere preparato per resistere alla tempesta. Você vai ter que ser preparado para resistir à In tempestade. che modo essere preparato? E de que modo ser La preparado? tua casa deve essere costruita sulla roccia, che è la parola di Dio. A tua casa tem que estar construída sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E una volta che la tua casa è costruita sulla roccia, E uma vez que a tua casa está construída sobre a rocha, quando questo libro della legge sarà sempre nella tua bocca, quando esse livro da lei estará sempre sobre a tua boca, quando tu lo mediterai giorno e notte, quando você meditar ele dia e noite, allora lì sì che tu sarai pronto aí sim que você vai estar pronto. e dovunque tu metterai la mano, E aonde você colocar a tua mão, lì tu riuscirai. ali você vai conseguir. Allora sì che tu lì sarai pronto a tutto. Ali sim que você vai estar pronto para tudo. Come l'Apostolo Paolo, Como o apóstolo Paulo, sarai anche pronto a dire, você vai estar pronto para dizer: per il Vangelo di Cristo non solo sono disposto a essere messo in catene, para o evangelho de Deus eu não somente estou disposto a ser acorrentado, ma sono disposto anche a morire. mas estou disposto também a morrer. Sono pronto a tutto. Eu estou pronto para tudo. Amen. Amém. Padre, nel nome di Gesù ti ringrazio, Signore, per questa serata, per questo momento, Dio, in cui hai ministrato, Signore, qualcosa al nostro cuore. Signore, io ti chiedo che ognuna di queste parole, Signore, possa non allontanarsi, Signore, dal nostro cuore, dalla nostra mente. Che noi, Signore, come tuoi studenti, come tuoi discepoli, ogni giorno possiamo venire a imparare e a conoscere di più di ciò che tu hai per noi.
che Signore questi ultimi tempi che sono ormai alle porte, in cui noi stiamo già vivendo forse Signore, possano Signore essere sì tempi difficili in cui sorgeranno molte persone che cercheranno di allontanarci dalla fede, ma che noi fondati sulla roccia Signore, noi non torneremo indietro, noi non ci gireremo, noi continueremo avanti verso la meta, verso il nostro obiettivo che sei tu. Sappiamo che per raggiungere questo obiettivo noi dobbiamo essere preparati, Dio. Per questo io ti chiedo, Signore, che questa tua Chiesa possa essere una Chiesa che ami immergersi nella tua parola, che ami fare la tua conoscenza, che ami avere sempre più di te nella sua vita. Nel nome di Gesù, Signore, benedici la tua Chiesa, ognuno di noi. Amen. Basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu mio Dio è una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a me è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole no passeranno esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu mio Dio mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a me è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non devi temere più, canta e saprà che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canta e saprà che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia,
vive un leone all'interno di te, alzati loda Dio. Chiari questo. Oh anima mia, non devi temere più che ti salva, che vive un leone all'interno di te, alzati loda Dio. Le mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, Alleluia, alleluia al nostro Dio. Facciamo un applauso al nostro Signore per ringraziarlo, per terminare questo culto. Se tu puoi, glorifica il Signore, dai un alleluia a Lui, dai un gloria a Dio a Lui. Amen. Possiamo accendere le luci? Stiamo terminando ormai il nostro culto. C'è qualcuno che ha fatto gli anni nell'ultima settimana? Qualcun altro? No? Nessuno. Raffa, non c'è. C'è. Vieni, 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 non temere. Sarà uno dei momenti più belli della tua vita. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, benedire il loro anno. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo mettere oggi davanti a te la vita di Andrea, di Michele, Signore, che hanno compiuto un altro anno di vita, Signore, in questa settimana. Ti chiediamo, Dio, che la tua allegria, Signore, la tua pace, la tua gioia e soprattutto la tua presenza possa essere con loro in questo nuovo anno, che tu possa accompagnarli, Signore, ogni giorno della loro vita e farli sempre sentire che tu sei vicino a loro. Nel nome di Gesù benedici il loro nuovo anno. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Allora, com'è usanza, se volete sedervi un paio di minuti, un minutino, 10 minuti, mezz'oretta. Com'è usanza, no?
prendiamo questo tempo per omaggiare la nostra pastora. Vieni qua. Per omaggiare la nostra pastora in questa serata in cui celebriamo il suo compleanno, festeggiamo il suo compleanno. Una persona che fa così tanto per ognuno di noi, no? Per me in particolare, per la nostra famiglia, ma sono sicuro che molti di voi hanno già sperimentato quanto l'Andrea sia una persona importante nella vita di ogni persona di questa chiesa. L'anno scorso, per chi si ricorda, avevamo passato un video con alcune ragazze che erano l'antico gruppo di lode dell'Andrea, che ha voluto omaggiare l'Andrea in questa giornata, però quello lo lasciamo nel passato, no? L'Apostolo Paolo dice: finché si può ancora dire oggi facciamo le cose, no? E allora oggi, invece del nostro vecchio gruppo di lode, no? C'è il nostro nuovo gruppo di lode che avrà il piacere di spendere 2 parole per te. Io? Va bene, dai. Allora, l'Andrea è un'amica che la conosco da 17 anni, no? Abbiamo una storia qua in chiesa, sempre cantando insieme, sempre portando allegria, e ringrazio a Dio per la tua vita, per la nostra amicizia, e la parola che ho per te è: sia forte e coraggiosa, non mollare mai, perché se tu sei arrivato oggi a questo punto è perché Dio ha voluto così. E io conosco la tua storia, conosco la storia del pastore Enrico, e oggi posso vedere la promessa di Dio sta ogni giorno, sta andando avanti, e questa è una gioia per me. Sia forte e coraggiosa, non mollare mai, che Dio possa ti benedire oggi e gli altri anni di vita che avrai. Vado io. Non mi piace tanto parlare, ma... Sì. Allora, io non so neanche cosa dire, perché l'Andrea sì, più che un'amica è una mamma, perché lei mi conosce da quando sono piccolissima. Io prima di essere nella lode ballavo, e lei gentilmente me lo ricorda sempre di come ero molto espressiva mentre ballavo, ma per grazia di Dio io oggi sono qua a cantare con lei. E io ho iniziato nella musica quando avevo 10 anni, e da quel momento in poi lei mi ha presa sotto la sua ala. Io ho iniziato a fare delle lezioni di chitarra e lei mi insegnava, mi spronava a dare di più in quest'area. Io avevo tanta paura di ministrare, ma io l'ho sempre presa come riferimento. Quando lei ministrava io dicevo sempre: io voglio essere come lei. E qualche mese fa io ho postato su Instagram un post che parlava di Mosè e Giosuè, e in questo post diceva che Dio sta innalzando i Giosuè di questa generazione, e io voglio dirti che tu sei il mio Mosè, e ti ringrazio tanto per ciò che sei stata e ciò che sei nella mia vita, nel mio ministero. Voglio dire che tu fin da sempre mi hai ispirato tantissimo a essere l'adoratrice che io sono ora. Se notate, molte volte facciamo anche gli stessi movimenti. Forse è il mio subconscio, ma la prendo come modello di riferimento in tutto, perché lei è una grande persona, ha un grande cuore. E io non sono una persona abituata a dire ti voglio bene, ad abbracciare, anche lei non lo è, ma anche se non te lo dico molto spesso, io ti voglio tanto bene e ti ringrazio per tutto ciò che sei. Prima vorrei dare gli auguri, pastora. Veramente tu sei una donna che merita ogni benedizione da Dio.
sei una donna di valore, una donna di Dio, una donna che ama Dio, che ama la sua Chiesa. Io riesco a vedere sempre lei che sta cercando sempre di migliorare, di prendere cura di ognuno di noi, e lei ama veramente questa Chiesa, è proprio una mamma, è una che sta sempre cercando di migliorare, di far crescere, di incentivare ognuno di noi del gruppo di Lode, sta cercando sempre di far capire che noi siamo proprio usati da Dio, e ti ringrazio veramente per tutto che fai per la nostra vita, per la vita di questa Chiesa, per la vita di questa casa e questa famiglia che siamo noi. È questo che voglio dire. Pastore Andrea, innanzitutto tantissimi auguri ancora e vabbè, volevo ringraziarti proprio per tutto quello che hai fatto. Per esempio, te sei una persona che ha tanta pazienza, numero uno, perché tipo quando ho iniziato a suonare, cioè non sapevo niente io, e lei continuava a insistere, vai, continua, anche se ho preso alcune sgridate, però ci ho continuato, lei ha insistito, e sei una persona che, cioè, tu vedi quel qualcosa in più negli altri, e tu ci tieni agli altri, e continui, insisti, finché loro, cioè, non raggiungono quel livello. E ti ringrazio tantissimo, veramente di cuore. Ringrazio anche a Dio per il fatto che, per la persona che sei, e che Dio ti dia tanta salute, tanta forza, e che ti guidi sempre verso la direzione giusta, la strada migliore, e che Dio ti possa dare anche tanta, ma tantissima pazienza per sopportarci ancora, e anche per i prossimi anni che ci saranno, e anche per i futuri musicisti. Sicuramente insegnerai altri talenti che arriveranno, e sei una persona fantastica, e grazie mille per tutto e auguri. Allora, anzitutto tantissimi auguri pastora. Ehi cavo. Volevo soltanto dire alcune parole, non ti conosciamo da tanto, ma ti ringrazio per tutto, e che Dio possa continuare a usarti, guidarti sempre di più. Tanti auguri. Arrivata, quindi non lo so cosa dire, ma è bello da vedere questo feedback. Hai un bello team, tanti auguri. Anche io sono appena arrivato. Questo giorno è bello, e io non posso lasciare di parlare che te veramente vedo che c'è una gara per questo gruppo qua, e è il tuo compleanno, e auguri, è questo. Abbiamo anche oggi un regalo speciale da parte delle nostre sorelle direttamente dalla Guinea-Bissau. Buonasera a tutti, pace alle mie sorelle, ai miei fratelli, pace alla Chiesa. E vi presento le mie sorelle di Guinea-Bissau, e
presentiamo il nostro ballo da Guinea-Bissau per augurare il nostro maestro spirituale e auguri di buon compleanno. La musica viene cantata sia criolo, perché noi parliamo portoghese, c'è anche criolo, viene cantata criolo e metà va con dialetto, che è dialetto pepel, di origine sempre di Bissau, quindi viene cantata lodiamo Signore, noi crediamo in Signore e Dio che tutto quello che facciamo al Signore, che nessuno non può toccare noi perché noi non abbiamo paura di nulla, viviamo con il Signore, lodiamo il Signore, non smettiamo mai a lodare il Signore fin quando stiamo in questo mondo. E Dio è grande, Dio che è il nostro genitore, noi fidiamo Dio, perché il momento che eravamo nel mondo e quel tempo abbiamo dimenticato che è indietro, adesso viviamo, adesso in presente viviamo sempre con Dio, stiamo fermi, quindi è una continuazione di emozione, scusatemi. Marocalo,
Eccoci qua. Allora, abbiamo un piccolo regalino per te. Bella la borsa, Lo so. Però questo regalo, diciamo, è da parte un po' di tutta la Chiesa, ma in particolare ci sono due ministeri, no, che si sono messi proprio in prima fila per farti avere questo bel regalo. Quindi volevo chiamare in rappresentanza delle donne la missionaria Sandra e in rappresentanza dei giovani la nostra sorella Vanessa. Allora, già non è che mi piace tanto parlare, no? Dopo che hanno parlato tutto, passo la prossima volta io prima. Perché è molto difficile dire qualcosa all'Andrea, perché lei rappresenta questa Chiesa veramente con tutto il suo cuore. Lei fa quello che è impossibile diventare possibile. E noi abbiamo una testimonianza di donna forte, di una donna fedele al Signore, e questo è il più grande regalo che Dio poteva dare a questa Chiesa e a tutti noi, perché lei è una vera rappresentante di Dio in questa Chiesa per noi. La sua testimonianza come donna, come amica, come pastora è algo che non si può descrivere. Quindi è difficile. Quindi io dico che in nome di tutta la Chiesa, di tutte le donne di questa Chiesa, noi ti vogliamo un mondo di bene. Nem sempre siamo quello che tu puoi aspettare, ma noi ti vogliamo bene. Amém. Pois então, gente, eu acho que eu sou a mais recente também aqui da igreja. Inclusive, eu cheguei no ano passado aqui na igreja, no aniversário da pastora. Então, faz um ano que eu estou aqui na igreja. Se alguém quiser traduzir, não sei. Mas, enfim, um ano que eu estou aqui e agora líder de jovens e teens. Mas eu posso dizer que... Amém? Amém? Ok. Um ano que nós estamos aqui na igreja, mas eu gostaria de dizer que foi um ano incrível. Volevo dirti che è stato un anno incredibile. Não estou acostumada com isso ainda, mas um ano que eu pude te conhecer de verdade. Un anno che ho potuto conoscerti veramente. Eu sei que é pouco. So che è poco. Mas eu posso dizer ma posso dirti que você é uma mulher incrível. Che sei una donna incredibile. E eu sei que eu tenho muito para aprender com você. E so che ho tantissime cose da imparare con te. Você é uma mulher forte, corajosa. Sei una donna forte e coraggiosa. E me mostrou a diferença. Mi hai mostrato la differenza. O verdadeiro significado de resiliência. Il vero significato della resilienza. Porque ser resiliente Perché essere resilienti é ser esticado, essere tirati, é passar por diversas situações, passare per diverse situazioni, diversas tempestades, diverse tempeste, mas permanecer firme. ma rimanere sempre... E eu agradeço a Deus. Ringrazio Dio por ter me trazido aqui nessa igreja. Per avermi portato in questa chiesa. Nada em vão. Niente in vano. E eu tenho certeza E sono sicura que eu vou aprender muito mais com você. che imparerò tantissime cose con E te. eu sou muito feliz. E sono molto contenta. Muito grata a Deus. Molto grata a Dio. Por ter você pertinho de Per mim. averti qua vicino a me. E o que eu puder fazer. E quello che potrò fare. Para honrar. Per onorare.
para me doar, per donarmi, não só por ti, non solo per te, pelo pastor, pela tua per família, il pastore e per la tua famiglia, mas por toda a igreja. ma per tutta la Chiesa. Eis-nos aqui. Eccoci qua. Nós estamos prontos para guerrear junto com vocês. Siamo pronti a combattere insieme a te. Amém. Feliz Amém. aniversário. Eccoci qua, allora, come ho detto, le donne, i giovani, ma tutta la Chiesa, diciamo, che è stata partecipe. Ringraziamo tantissimo anche la missionaria Giosiane che ci ha dato una mano infinita in tutto questo, tutta la preparazione anche della festa. E ecco allora un piccolo regalo da parte della tua Chiesa. Vuoi leggere che c'è scritto sul discorso? Viu, pai amado? No, mi dica un regalo che non gli piace, meglio che... Vi ha obbligate la Gabi? Lei si lamenta dei miei video. Wow. Ma siete ricchi anche, vero? Cioè, chi è che regala iPhone così? Cioè, guarda, non so neanche cosa dire, non mi aspettavo veramente qualcosa. Mi aspettavo che venisse qualcuno. Enrico ha detto il tuo regalo arriverà sabato. Io pensavo che arrivasse una persona. Ma veramente non me lo merito tutto questo. Ringrazio ogni fratello, ogni persona che mi supporta, che prega per me, perché la cosa più importante è che pregate per noi, perché le battaglie giornaliere sono difficili, ma io so che con una Chiesa che prega per noi possiamo vincere. E questo ballo è stato molto significativo per me, perché se vedete quegli orologi lì, è ogni nazione che c'è in questa Chiesa. E Dio mi aveva detto che mi avrebbe portato alle nazioni, ma Dio mi ha portato a una nazione e le nazioni sono venute dentro questa Chiesa, e quindi ogni nazione che arriva è una gioia nel mio cuore. Fa anche ancora un orologio che è del nostro indiano che si è convertito a Gesù. E nazioni, io so che questo luogo si riempirà di nazioni perché è una promessa del Signore. E quindi questo ballo è stato molto, mi ha fatto ricordare di quello che Gesù mi aveva promesso, di quello che Gesù mi aveva detto. Quindi voi fate parte della mia storia, voi siete la mia famiglia, voi siete la mia casa in questa nazione, e io non ce l'avrei fatta se non ci avessi tante persone che pregano per me. Grazie a mio marito che mi supporta, lui già sa già, e mia famiglia, e pregate per noi. Quello che vi chiedo di più di tutto è che pregate per noi. Amen. Guarda qua, è un iPhone. Amen. Ci alziamo in piedi, fratelli, possiamo terminare il nostro culto. Dopo non andate via, ci sarà un rinfresco, qualcosa da mangiare per il compleanno dell'Andrea. Mi sa che ci sono anche coxinhas. È vero? Mamma mia. Amen. Preghiamo perché Dio possa benedire allora la nostra settimana, che Dio possa benedire le nostre case, le nostre famiglie. Amen. Facciamo così con le nostre mani per ricevere la benedizione di Dio.
Padre, nel nome di Gesù io ti prego, Signore, per ogni persona qua presente, per ogni casa qua rappresentata, Signore, che la tua gioia, che la tua allegria, Signore, che la pace che viene da te, che la tua unione, il tuo amore, Signore, possano riempire le nostre case e che la tua presenza ci accompagni ogni giorno di questa settimana. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.